Violeta Damante, che ha voluto coraggiosamente diventare testimonial di qualcosa che certamente è molto diffuso ma poco conosciuto. È un libro che ci mette in evidenza ciò che siamo diventati, cioè delle persone che hanno una vita online e una vita offline. E questa vita online che molto spesso ci induce a pubblicare quasi compulsivamente una serie di cose, ci espone anche alla possibilità che questi truffatori comunque possano adescarci. E quindi quella vita online nella quale molto spesso noi manifestiamo le nostre considerazioni, la nostra fragilità, diventa un qualcosa che attira questa gente che si muove secondo organizzazioni ben definite. L'incipit dato da Berta Ceglie è fondamentale, importante, dice tantissimo, perché in questo libro c'è questa indecisione iniziale, questo riflettere, per comunque questo essere tentati da questa bella figura in un momento della vita in cui Valentina comunque cercava in sé delle risposte. Valentina aveva avuto una vita non facile, aveva subito anche una violenza da giovane, per cui è stato un fatto che l'ha segnata profondamente, però era riuscita a ritagliarsi uno spazio studiando. Valentina è una persona colta e studiando aveva conseguito le lauree, si era ritagliato un suo spazio in termini di lavoro, però questa sera a quell'accetta poi è destinato a cambiare la sua vita, ma credo anche la vita di ciascuno che si trova a leggere questo libro. E allora vorrei partire da quell'accetta e quel click. Che storia si sviluppa tra Valentina e Jean-Pierre? In maniera molto sintetica ripercorriamo ciò che è accaduto. Grazie Margherita per aver accettato di venire stasera, di esserci qui con noi. Come in anteprima ringrazio a tutti quelli che siete voi agrigentesi, che avete che avete accolto la nostra richiesta di fare questo, di creare questo evento, esatto, che è molto importante per me, ma penso che anche per voi, il momento in cui avete accettato, e questo vi ringrazio tantissimo. Allora, a breve cerco di raccontare il soggetto senza senza spoilerare più di tanto, ecco. Valentina è, come diceva anche la nostra amica Rosa, una di noi, una donna che è una mamma, però a un certo punto, nel momento in cui la vita gli ha riservato, diciamo, un'altra possibilità, tra virgolette, un'altra possibilità di riscatto come donna, ha detto perché no. Anche se all'inizio era molto titubante, era molto fredda, distaccata, no? Però ovviamente alla fine ha detto va bene, perché no. L'unica cosa che Jean-Pierre, come viene chiamato, in realtà per lei la fase dell'amore, che poi si rivela la più grande delusione della sua vita. Quindi all'inizio si presenta come una persona premurosa, affettuosa. Penso che ognuno di noi ha il desiderio nel suo cuore, sta bene quando il suo partner o la sua partner la elogia, la rispetta con delle belle parole, piccole attenzioni, che ancora in questo caso erano virtuali, no? Ed un prossimo incontro che poi purtroppo non avverrà mai, perché ovviamente dietro quella foto di un'identità rubata ignara, che a suo turno è un'altra vittima,
e lei cioè dietro c'è un'organizzazione veramente forte. Tu sei una e loro sono tanti. E poi c'è un aspetto particolarmente importante sul quale credo bisogna riflettere. Quando Valentina si trova a parlare con quest'uomo, comunque lo idealizza, perché questa organizzazione criminale ha la grande capacità di costruire proprio l'uomo ideale, carpendo quelle che sono le informazioni che attraverso la vittima acquisisce, si presenta al meglio di come può per adescare certo, la sono sua stati preda. su misura. Sì. Loro studiano le loro vittime, non entrano in punta di piedi nella vita delle persone, no? Infatti loro cercano a tutti, quando ti fanno l'amico, tra virgolette, anche psicologicamente, in realtà loro accolgono delle informazioni su di te, quindi non bastano guardarti comunque la pagina Facebook o Instagram o tutto quello che possono, Twitter, che oggi noi dobbiamo dirlo, noi siamo diventati sempre più dipendenti dai social, no? E noi usiamo questi social, no, per relazionarsi con gli amici, raccontare le nostre giornate, no? Anch'io me stessa oggi ho raccontato che sono qua, che sono felice, ho ringraziato voi in modo pubblico. E però questo praticamente per gli organizzatori, cioè per i truffatori, praticamente per i criminali, questi diventano strumenti per un puzzle che loro possono cucire addosso di te. Io ho una domanda che comunque sorge spontaneamente in chi non ha mai vissuto, non ha mai avuto un approccio con una realtà del genere, e anche una domanda che potrebbe sembrare banale, però credo abbia una sua rilevanza. Ci si può veramente innamorare di qualcuno che non si è mai visto e ci scrive solamente? Ah, certo, e poi la domanda. Intanto vorrei far vedere, se è possibile, il tecnico che ci proietta le immagini delle bande, come lavorano loro. Cioè sono proprio delle foto che tempo indietro l'avrei detto no, è impossibile, è una follia, impossibile, non può capitare a me. Però capita a tutti, poi ognuno di noi è una potenziale vittima se non viene informata, se non viene, ecco, perché guardateli come stanno lavorando, cioè loro giorno e notte lavorano. Immaginatevi che a me arrivavano di notte i messaggi quando io dormivo e sapeva che ero molto credente, mi arrivavano: aiutami ad arrivare a pregare per l'ultima volta alla tomba dei miei genitori. Quindi immaginatevi la notte, durante la notte, che ti arrivano queste preghiere praticamente con la foto della tomba dei genitori. Che sarcasmo! E con gli angioletti, con la San Padre Pio, con tutto quanto. Cioè loro hanno fatto leva praticamente su di me, sul fatto che ero molto credente e avevo un attimo, e ce l'ho tuttora, perché non mi hanno cambiata, e poi l'animo altruista. Sì, c'è un passaggio, non voglio spoilerare, però c'è un passaggio bellissimo e interessante sul libro, nel quale l'autrice descrive proprio l'esultazione di questi gruppi criminali messi tutti intorno al computer con un capo, no, che li gestisce, e che quando si rendono conto di aver fatto abboccare la preda si congratulano null'altro. Sei bravissimo. Purtroppo io ve lo dico dall'esperienza, non auguro a nessuno, però tu ti senti sollevata nel momento in cui tu dai i soldi, perché loro ti molano un po' la presa, esattamente quando uno prende la dose di droga, no? Si sente euforico, sta bene, è la stessa cosa qua. E poco dopo arriva di nuovo un'altra richiesta con un'altra scusa, e quindi tu di nuovo però devi trovare quella forza a uscirne fuori, a parlare, a denunciare, a metterti a nudo
per poter ricominciare a rivivere, a rinascere. E questo è importantissimo. E io dico anche tramite il libro quanto è importante non avere paura, non vergognarsi, che si devono vergognare loro per tutto il male che fanno. Loro non hanno, come dire, mostrazioni non hanno scrupolo, ma neanche non si preoccupano. Io, siccome faccio anche volontariato, ho fatto volontariato con diverse vittime, cioè la vittima diceva sto prendendo candeggina, a me mi è mancata una vittima, una persona di sesso maschile, perché dico gli uomini sono ancora peggio, povere stelle, perché tengono dentro e anzi si sentono ancora peggio di noi donne, riescono a reagire molto a fatica. Sì, si è lasciato andare, sì. Ma mi è successo anche con una donna quando noi attiviamo i codici rossi, la rete anche l'internazionale, perché io sono anche sapendo per fortuna le lingue, quando si attiva il codice rosso, io praticamente sono anche sia in Belgio che quando una vittima avvisa che si sta suicidando, che sia in Belgio, che sia in Francia, che sia in Spagna, io subito entro in contatto con lei, a volte dico H24 a qualsiasi, soprattutto alla sera entrano in crisi di astinenza perché cercano, pensate che io sono dalla parte che gli spiego esci fuori con tutte le forze, no? E dall'altra parte c'è l'organizzazione che le dice no, devi lasciare lei fuori perché è contro la tua felicità, è contro il nostro rapporto, quindi c'è una guerra psicologica non indifferente e avere solo una persona a salvare, cioè aver salvato per me è la paga più grande. Bravo. Dottoressa Diamante, dobbiamo puntare molto sul fatto, dobbiamo spiegare bene di questa organizzazione criminale che si occupa di truffe affettive ma gestisce tutta una serie di argomentazioni con questo stesso sistema e mi piace sottolineare qua che non è un problema che riguarda solo le donne, lo ha già accennato la nostra scrittrice. Io tempo addietro mi sono un po' informata per il mio lavoro di giornalista di questa tematica, infatti mi è piaciuto tantissimo quando sono stata contattata per occuparmene e devo dire che in passato ho avuto la possibilità di vedere dei servizi di uomini anziani truffati nella stessa maniera da foto di donne molto belle che carpivano il fatto che erano anziani, soli, fragili. E ricordo un'intervista di un anziano che piangeva perché era ridotto in povertà ad una donna russa, cosa simile, aveva donato tutto. Quindi dico, è un problema che è di violenza nei confronti dei sentimenti, indipendentemente dal sesso. Non sono le donne più esposte, sono esposte tanto quanto lo sono gli uomini che si trovano in una situazione di fragilità. Allora, in questo senso mi piace anche sottolineare, perché qui stiamo facendo questa sera divulgazione di questo libro, ma anche informazione su questa tematica, che queste organizzazioni criminali, vi dicevo, gestiscono tutta una serie di argomentazioni e partendo dalle truffe affettive poi gestiscono anche altro tipo di truffe che sono unicamente di natura economica, ho paura che fischi, di natura economica, che per esempio sfruttano bambini malati di cancro per riuscire ad avere fondi e poi Violeta ci spiegherà come li utilizzano, così come lotterie che chiedono di
inviare per ritirare una vincita. E ancora ci sono i temi religiosi. Sui temi religiosi e nel libro tutto sommato emerge pure fuori questa cosa. Loro riescono a carpire anche il fatto che la vittima può avere una predilezione per la religiosità e quindi cominciano a chiedere fondi anche per pseudo-organizzazioni religiose inesistenti. Insomma, è una tematica che dalla truffa affettiva, che è quella certamente più importante e diffusa e che il libro tratta molto bene, comunque si spinge su mille altri settori. Allora, quello che è importante è capire che alla fine non è una sola persona che parla con la vittima. Per esempio, ad un certo punto nel libro la protagonista parla con un medico che le dice che il suo amore ha bisogno di soldi per un'operazione urgente e importante, e lo sente questo medico che parla con accento straniero. Possiamo raccontare questo piccolo passaggio importante? Sono un'organizzazione, nel momento in cui tu come vittima, che tu sei la reale vittima, non loro che dicono lui diceva che stava per morire, aveva bisogno di lei, quando tu hai dei dubbi, come in questo caso Valentina, e ti rifiuti di dare soldi e loro sanno che potrebbero, che comunque la tua testa è già lavorata, è già manipolata e il tuo cervello non funziona come me in questo momento, ma come una persona che è già vittima. Sappiamo anche delle vittime domestiche, no? Quindi cosa succede? Loro per argomentare, per rafforzare la verità che Jean-Pierre in questo caso aveva bisogno di aiuto economico per salvarsi la vita, siccome la Valentina aveva dei dubbi, allora e si rifiutava di dare questi soldi, allora lui praticamente, loro cosa fecero? Gli mandarono una comunicazione scritta da un medico in cui diceva: scusa, sta morendo, sei l'unica persona con cui lui ha confidenza, può essere aiutato, perché ti rifiuti? E lei a quel punto chiede praticamente un documento in più che gli viene fornito. Solo che in questo caso i miei figli, diciamoci che la verità, mi hanno detto: mamma, ma guarda che questa clinica risulta, che io l'ho fatto vedere, per fortuna è importante il dialogo con la famiglia, è importante che la famiglia crei rete ad aiutare la vittima, è molto importante questo, non lasciarla sola, non lasciarla che si senta inadeguata, che già soffre di sé, si sente già in colpa per questa situazione, no? E mio figlio in questo caso ha detto: mamma, ascolta un attimo, ma questa clinica, perché lui è un informatico, però a quei tempi comunque gli piaceva, adesso è più grande ovviamente, mi ha detto: mamma, guarda che questa clinica è in Canada, risulta in Canada. E io le ho detto allora: ma guarda che questa clinica non è Abidjan. Lui dice: no, cosa stai dicendo? Io sto morendo, tu stai facendo controlli, non parlare, perché comunque sono contro e quindi ti stanno mettendo contro. Quindi in quel momento, con la voce del medico, con i documenti che sembravano tutti perfetti, firme, ma tutto quanto, cioè tu praticamente col cervello che comunque in quel momento non sei te stessa, non sei te, allora ce la fai, perché l'altruismo, la voglia di aiutare una persona, perché io poi vengo da una famiglia tradizionale, da una famiglia dove l'altruismo era il punto forte. Mia mamma è un medico e mi ha insegnato sempre, anzi io ho litigato persino con mia mamma e gli ho detto: scusate, che mia mamma non ha voluto darmi soldi, perché io ho chiesto soldi persino ai miei genitori e mi hanno detto, io le ho detto: ma mamma, tu mi hai insegnata l'altruismo, ad essere sensibile verso il prossimo, verso la persona che soffre, e tu sei adesso che non mi aiuti, non capisci che questa persona sta morendo, aiutami con questi soldi che li devo mandare subito. Te li darà, perché loro fanno un'altra cosa, loro non dicono, ti rassicurano che quei soldi te li daranno, non ti dicono mai non li vedrai,
anzi meglio forse di no, perché poi entri in Italia la fase del riciclaggio che è molto punito qua in Italia a livello penale, no? Però tu sei così perché tu pensi in quel momento di aiutare una persona che sta bene, per quello che il libro mette in evidenza l'anima bella della persona, che la persona che dona i soldi a queste organizzazioni criminali che purtroppo, quando io ho scoperto che non li usano per loro per sfamare i bambini o magari per vivere meglio loro, ma per finanziare il mondo delle droga, prostituzione, le organizzazioni criminali, Al-Qaeda, ISIS e tutto quanto, terrorismo, esatto, quindi ti senti doppiamente in sofferenza e quindi dici, caspita, se io prendo una decisione di dirlo, come avevo detto anche nella trasmissione di Caterina Ballivo, no, quando mi ha invitato come ospite speciale il 25 aprile, ho detto, caspita, è importante che noi lo diciamo, è importante trovare questa forza per dirlo, a prescindere che la persona ti giudichi o meno. Se io so che tu non ci sei e che ce la fai, per me è la vincita più grande. Ultima domanda, Sauro Roma, quindi con molta probabilità questa storia la vedremo realmente realizzata? Io penso di sì, perché interessa già a moltissima gente. Mi hanno già anche telefonato a casa, questa mia amica che ne fa una commedia, dalla commedia è facile che se ne faccia un film. Ho già parlato con un mio amico regista, lui è disposto a farlo. Dobbiamo solo trovare i soldi e qualche sponsor, perché oggi come oggi il vero produttore, quello che tira fuori i milioni, non esiste più in Italia. Vanno a farsi fare i prestiti in banca ed è molto difficile. Però questo è un film che è fatto così, con 150.000 euro lo fai. C'è una banca che ha detto possiamo arrivare anche a 1,5 milioni, ma dipende sempre da chi trovano, da chi... della casa editrice. La casa editrice che comunque spinge, quindi è probabile che noi faremo un film abbastanza a breve. Ci sarete informati sul prosieguo di questo progetto, grazie anche a Sauro Roma. Io sto quasi per esaurire questo momento in cui li ho bombardati di domande e mi manca per concludere Massimo Incorvaia, è il finanziere che ha raccolto la denuncia di Valentina. Perché Valentina ci ha raccontato che a un certo punto in questa voglia di riscatto va a denunciare tutto quanto e fa bene e trova alla Guardia di Finanza Massimo Incorvaia, che ora è diventato il suo compagno, quindi questa storia ha un risvolto bellissimo, un applauso glielo dobbiamo fare. Allora Massimo Incorvaia vede arrivare questa donna che racconta questa storia. Io le chiedo qual è la sensazione immediata di chi rappresenta le forze dell'ordine e si sente raccontare una vicenda che comunque ha dello strano e dell'incredibile a tratti. Sì, devo premettere che anche nelle forze dell'ordine c'è bisogno di molta informazione, perché comunque sono dei reati che vengono citati raramente e quindi anche per noi era una novità, ci siamo dovuti informare, perché comunque purtroppo in Italia le denunce sono pochissime e su questo bisogna insistere, perché se non ci sono le denunce il reato non viene neanche considerato grave quanto è grave, perché dicono ma sì, ci sono pochissime denunce, e quindi si lavora molto sulle statistiche in questi casi. E proprio sul discorso delle statistiche, perché comunque lei avrà approfondito la tematica, le chiedo se si può stilare comunque sulla base delle statistiche un identikit della vittima.
No, un identikit non si può stilare, perché i casi sono talmente vari che non c'è un identikit proprio tipo una persona tipo, no, non c'è. Ci sono di tutte le età, anzi ultimamente l'età si sta abbassando molto, perché fino a poco tempo fa i casi non scendevano sotto i 35 anni, adesso invece ci stiamo accorgendo che l'età sta scendendo, anche nei più giovani, anche perché sono forse anche quelli che sono più social. Poi con il Covid c'è stato anche un aumento, perché comunque le comunicazioni erano ridotte e si parlava soltanto via social, via telefono. In Corvaia è possibile comunque difendersi da questo tipo di truffa, e se ci sono alcuni strumenti che sicuramente voi avrete identificato, se ce li può elencare? Diciamo che gli strumenti sono pochissimi. Io dico sempre la denuncia bisogna farla, anche se premetto sempre che nel 99% dei casi i soldi non li rivedranno mai, perché purtroppo queste organizzazioni stanno in paesi dove non possiamo arrivare. Non c'è dialogo fra le forze di polizia, ma neanche a livello di ambasciate o di giustizia, veramente. Anche perché questi stati molte volte hanno interesse a far entrare della valuta pregiata nel loro paese, perché comunque aumenta il loro PIL, perché comunque sono soldi che poi vengono investiti nel paese. E i soldi sono tanti, non sembra, ma poi anche nel libro troverete, c'è un'indagine che è stata fatta da un'associazione americana, perché in Italia non siamo ancora a quei livelli, dove hanno calcolato veramente il danno economico. Lei poco fa ha usato un termine, la testa, tu hai già la testa lavorata, la testa già manipolata, e c'è la figura della tabaccaia. Io così lancio qualche pagina, qualche soggetto, perché comunque questo può rendere anche più interessante acquistare il libro e leggerlo. C'è la figura della tabaccaia, così quella dell'amica, che a un certo punto insinua qualche dubbio. Io le chiedo cosa subentra nella mente della vittima al momento in cui comunque ha questa mente già manipolata. Come dicevo prima, è importantissimo avere la rete della persona, della conoscenza, della famiglia che cercano di aprire gli occhi, anche se in quel momento magari non riescono subito. Perché nella tua mente, il momento in cui loro cominciano a chiederti soldi, tu praticamente sei già manipola, hai una testa che non sei più te, perché poi guardando da fuori dici, ma caspita, proprio io? No, in condizioni normali non ci cascherei, cioè io darei una volta, aiuterei una persona, l'aiuterei anche adesso, come faccio anche con il comitato delle donne, se non ora quando, di Grugliasco, lo faccio tutti i giorni se io posso. La parte altruista di me non l'ho spenta, perché è la cosa bella che esiste in ognuno di noi, però ho smesso di fare la croce rossina. Questa è la cosa, perché ho capito che a tutto quanto devi mettere un freno, perché anche le cose belle che abbiamo dentro dobbiamo usarle a giusta dose, perché poi diventa contro di noi, cioè si ritornano contro di noi, perché tu, nel momento in cui io davo a questa persona che pensavo che era bisognosa, perché io non sapevo cosa c'era dietro, io toglievo ai miei figli, ed era stata la cosa che in realtà
qui ho trovato la forza per reagire, perché ho detto i miei figli si avvicinano a Natale, i miei figli non avranno regali, perché io a lui glielo dico, tu mi chiedi, i miei figli mi chiedono regali sotto l'albero e tu continui a chiedermi soldi. E mi ricordo che lui era sotto, io sono andata in chiesa perché lui l'ennesima volta che mi ha chiesto i soldi, io sono andata in chiesa a Santa Rita perché io abito proprio in quartiere Santa Rita a Torino e lui ha detto, io sono andata a pregare per la sua salute, per tutto, perché ovviamente lui, e io ho contatto, cioè io le ho inviato la foto di Santa Rita, gli ho spiegato spero che Dio ti aiuti questa volta, no? Perché così. E lui continuava a chiedermi regali, soldi. E io ho detto, oh, forse è la volta buona che tu continui per la tua strada e io cambio strada, giro la pagina, perché se io, io ti stavo dicendo che i miei figli chiedono regali e che tu continui a chiedermi soldi, quindi non ti importava della cosa più preziosa che ho. Infatti le vittime devono trovare una motivazione forte per poter trovare la forza di uscirne fuori. È vero che quell'anno i miei figli non hanno avuto tanti regali sotto l'albero e neanche la vacanza come l'avevo promesso a Parigi, però hanno avuto come regalo la loro mamma indietro. E questa è stata la cosa più bella. Si può uscire, si può, come dicevo prima, nel mio caso la strada è stata facilitata anche del fatto che io avendo un bel dialogo, un bel confronto con i miei amici, con i miei figli, con la famiglia, gli amici, come diceva anche della tabaccaia, no? Avere persone che hanno creato rete a sentirmi comunque che sono la persona più bella, come anche nel caso del finanziere, che nel momento in cui io l'ho chiamato e gli ho raccontato la storia, invece di dire ma guarda questa qua che no, ho fatto la denuncia praticamente, alla fine mi ha detto sei la persona più bella che io abbia mai conosciuto, perché lì mi sono messa, come dire, tra virgolette, a nudo e oggi siamo una coppia, ecco. Però devo dire che noi siamo forti e che nella vita mai dire mai. Non dobbiamo pensare solo che siamo donne, solo mamme, però siamo moli, ma siamo anche donne, che dobbiamo amarci, che abbiamo un valore, che non dobbiamo lasciare nessuno che ci faccia del male e che dobbiamo trovare la forza di mettere punto lì dove abbiamo smesso di essere felici e dare una svolta per noi stesse, cioè amarci. Quando tu ti ami non permetti ad un'altra persona che ti faccia del male, e io dico che è bello ed è vero quando tu praticamente riesci a trovare questa forza a dire basta e non dire sempre sì, ecco. Grazie dottoressa Diamante. Io continuerei a parlare con lei fino al sorgere dell'alba, perché veramente abbiamo tante cose da poter dire, tra l'altro così in questo dialogo come se fossimo in salotto. Ma io l'ho voluto proprio come fosse una cosa di casa, accogliente, non di mettere, diciamo, distanza, anzi se voi volete pormi delle domande, io ci sono. Infatti non ho voluto un tavolo l'ho proprio io sono arrivata alla fine con l'intervista con lei perché ho cercato di tirare fuori tutta una serie di aspetti che ho ritenuto fossero quelli più importanti, pregnanti per un discorso di diffusione dei pericoli di questa tematica. Io la ringrazio perché ha comunque portato avanti un lavoro che non è solo sulle truffe affettive, ma che, ripeto, investe le problematiche della donna a 360 gradi. E leggendo quel libro
ci sarà la possibilità di ritrovare tante cose, veramente tante, sulle quali chissà ritrovarci. Si può fare leva per il futuro, no? Assolutamente. E io dico anche un'altra cosa, visto che siamo qua e non per niente in un posto molto suggestivo, ci tengo tanto a precisare, come la vita di noi tutti quanti ci mette a delle grosse difficoltà, no? Ad affrontare delle tempeste delle nostre esperienze, quindi cadiamo, ci alziamo e siamo più forti di prima. Io spero che questo posto meraviglioso, che purtroppo ha subito un danno così importante, venga accolto e che rinasca più bello di prima. E che con la prossima volta quando vengo che sia, perché è l'anima, il nostro Signore Barone ci ha accolti. Io mi sono sentita di casa, mi sono sentita accolta, mi sono sentita, ma grazie a voi, con tutte queste meraviglie. E devo dire, io se sono stasera qua è anche grazie alla mia amica Lina Basile, che è stato il mio braccio destro per organizzare tutto quanto. Grazie Lina. Grazie. E io spero che, come nelle tempeste della vita, no? Anche questo meraviglioso il caffè letterario domani rinasca come noi donne, come noi persone, quando cadiamo abbiamo una brutta disavventura, una prova forte della vita, che in realtà poi ci aiutiamo con i nostri obiettivi a alzarci più forti di prima. Grazie Violetta Damante, applaudiamola perché è veramente una bell'anima.